43 sindaci contro l'isolamento viario, alla manifestazione anche sindacati e ordini professionali, domani mega iniziativa ad Agrigento. Bilancio della Polizia Amministrativa di Agrigento, conferenza stampa in questura, previsti nuovi controlli. Il Comune di Realmonte è pronto a fare un passo indietro, domani Consiglio Comunale sulla gestione della Scala dei Turchi, per Legambiente la Regione deve espropriare. Al Pirandello di Agrigento uno spettacolo a dir poco emozionante, un lavoro straordinario di grande tensione emotiva con protagonisti Cesare Boccia e Tiziana Foschi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Marcia di protesta, 43 sindaci contro l'isolamento. Alla manifestazione di domani promossa dalla Diocesi hanno aderito anche sindacati e ordini professionali. Il nostro direttore Arturo Cantella. Si moltiplicano le adesioni alla partecipazione della manifestazione di sabato 25 gennaio che partirà dalla rotatoria Giunone per raggiungere quella strada degli scrittori per far uscire Agrigento dall'isolamento in cui si trova, promossa dal cartello sociale avviato dalla Chiesa agrigentina, dai sindacati, dalle forze produttive e dai sindaci della provincia. Oggi anche quella di Legambiente Sicilia, del sindacato Inersind, dell'associazione Consumatori Consumer, di Federconsumatori, del Sunia, dell'associazione Generazioni Consapevole, di quella Tante Case Tante Idee, e in riferimento al flusso di traffico che si creerà in occasione della marcia di sabato 25 gennaio, dopo il vertice degli organizzatori con il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza si è stabilito che sono tante le diverse zone antistanti al luogo della marcia adibite a parcheggio secondo la direzione in cui si arriva. Anche la Tua Trasporti Urbani Agrigento parteciperà alla marcia contro l'isolamento, mettendo anche a disposizione i bus per consentire ai partecipanti di raggiungere la rotatoria Giunone, luogo di partenza del corteo dal piazzale Ugo La Malfa. Gli autobus garantiranno 2 corse, una alle 10 e l'altra alle 10:30, dal piazzale La Malfa alla rotatoria Giunone, luogo di raduno dei manifestanti. Sarà anche garantito il viaggio di rientro dalla rotatoria degli scrittori, luogo di arrivo dal corteo a piazzale Ugo La Malfa, con 2 corse, una alle 13:30 l'altra alle 14. Anche TVA ha dedicato alla marcia una trasmissione speciale di Target condotta da Giuseppe Moscato con i protagonisti dell'evento: Alfonso Buscemi della CGIL, Gero Acquisto della UIL, Emanuele Piraino della CISL, Claudio Spoto della CNA, Gianni Picone sindaco di Campobello di Licata, Salvatore Pezzino e Don Mario Sorce dell'Ufficio Pastorale Sociale. Siamo l'unica provincia siciliana a non avere 1 chilometro di autostrada. Quando è stato pensato il raddoppio della 640 e la 189, il migliorare diciamo, la viabilità della 189, si pensava a dei cantieri che iniziano e da lì a poco sarebbero stati consegnati alla cittadinanza. È da più di 10 anni che aspettiamo. Abbiamo assistito a più inaugurazioni di tratti che non a chilometri consegnati al nostro territorio, per non parlare della 115 che ha un volume di traffico enorme. Est a ovest, insomma. Sì, sì, è terribile, aggravato dal fatto che i mezzi pesanti devono entrare dentro un centro abitato con grave rischio dell'incolumità di cittadini. Se non erro, una settimana fa o 2 settimane fa c'è stato anche un incidente tra un camion e un bambino che attraversava per andare al mercato. E poi le strade provinciali e statali che sono a dir poco disastrate, perché manutenzione non ne viene più fatta se non in pochissimi casi, pulizia è meglio non farne riferimento, ma le condizioni, tu parlavi di buche, si tratta di voragini, non di buche, e quando le condizioni atmosferiche portano poi a, per mancanza soprattutto di manutenzione e di pulizia delle carreggiate, detriti o parti intere di strade a non essere più percorse o percorribili, rendono impossibile il transito e il commercio delle nostre realtà. Saluto con le parole di Giovanni Paolo II proprio alla Valle dei Templi: Agrigento, alzati. Conferenza stampa in questura d'Agrigento sull'attività della Polizia Amministrativa in provincia. Era lì Eugenio Cairone. Conferenza stampa in questura ad Agrigento del dirigente della sezione Pasi, Angelo Bellomo, il quale con i giornalisti ha fatto il punto dell'attività di controllo in materia di polizia amministrativa in provincia di Agrigento, nell'ambito delle disposizioni impartite dal questore della città dei Templi, Rosa Maria Iraci, per il rispetto delle regole.
Diversi i provvedimenti adottati dagli agenti, in particolare nel settore del gioco e delle scommesse e dei pubblici esercizi. I controlli nel settore delle scommesse sono stati effettuati in sinergia con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Agrigento. Nel corso della conferenza stampa si è fatto riferimento alla movida agrigentina, con gli ultimi episodi di violenza che hanno visto coinvolti ancora una volta giovani. Agrigento è il comune peggiore o in provincia avete riscontrato casi ancora peggiori? Guardi, io non mi presto una classifica, mi dispiace, non mi presto una classifica di questo genere, non c'è cattivo o peggiore, non abbiamo fatto nessuna classifica. Ripeto, purtroppo forse non riguarda neanche solo questa provincia, il concetto è questo, il concetto è che è chiaro che la nostra attività riguarda la provincia anche laddove ed è anche accaduto su proposta anche dell'Arma dei Carabinieri, molto solerte e molto attiva anche in questo settore, ci consente anche di assumere provvedimenti di tipo amministrativo, sanzionatorio eccetera, è accaduto e continua ad accadere, riguarda anche la provincia laddove sono presenti i nostri commissariati, chiaro, e riguarda soprattutto anche il capoluogo, ma ripeto, non si può fare un tipo di classifica di questo genere. Non parliamo di classifica, parliamo di casi gravi come quelli di via Ateneo o via Pirandello, dico, ne avete riscontrati anche in provincia? Guardi, gravi, nel senso questo è di recentissimo no, però è chiaro che episodi al limite, episodi illegali anche in provincia accadono, su questo non c'è alcun dubbio, purtroppo. Comunque complimenti alla Polizia di Stato per la presenza a tutela dei cittadini ovviamente. E io la ringrazio a nome della Polizia di Stato, a nome del questore della provincia di Agrigento, la dottoressa Iracci. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di impugnare la legge della Regione siciliana dello scorso novembre sul taglio agli assegni vitalizi, e ciò perché, si legge nel provvedimento, alcune disposizioni riguardanti i trattamenti previdenziali e vitalizi del Presidente della Regione, dei consiglieri e degli assessori regionali violano il principio di uguaglianza e ragionevolezza sancito dalla Costituzione, nonché i principi di coordinamento della finanza pubblica e di leale collaborazione. Il Movimento 5 Stelle si è opposto a tale taglio, definendolo ridicolo perché molto inferiore rispetto al taglio adottato nelle altre regioni d'Italia, perché sarebbe stato temporaneo solo per 5 anni e perché il denaro risparmiato sarebbe stato destinato alle casse della regione e non a beneficio dei cittadini. 5 anni fa il Comune avrebbe potuto prendere parte ad una gestione della Scala dei Turchi ricevendo il 30% dello sbigliettamento. Il proprietario della scogliera di Realmonte l'aveva affidata a Mare Amico, ma il sindaco ha combattuto 1000 battaglie. Oggi che la Regione vorrebbe espropriarla, il Consiglio Comunale forse ci ripensa ed immagina una gestione condivisa. C'è il servizio. È del 2015 la proposta fatta al comune di Realmonte dalla proprietà della Scala dei Turchi, ovvero Ferdinando Sciabarrà, di gestire il bene e ricevere la municipalità il 30% degli incassi dello sbigliettamento. Un po' come era accaduto nella vicina Valle dei Templi e il comune di Agrigento. Proposta rifiutata e rispedita al mittente con tanto di marce e proteste. Adesso che la questione si è spostata sull'asse regionale e quindi il comune va via via perdendo la paternità decisionale, si intavola una presunta discussione. Un affido condiviso con la proprietà piuttosto che un esproprio da parte della Regione Sicilia della famosa scogliera di Marna Bianca. Così prende piede nelle idee dell'amministrazione Zicari un'ipotesi di convenzione tra comune e privato per determinare in prospettiva futura cosa fare della scogliera, oggi chiusa all'accesso. Domani pomeriggio infatti è prevista una seduta del Consiglio Comunale che ha un solo punto all'ordine del giorno, connesso proprio all'approvazione di un ordine del giorno che dia un'indicazione all'amministrazione comunale rispetto alla linea da seguire, se sottoscrivere quindi o meno l'accordo con il privato rispetto all'uso pluriennale del bene. Dell'ipotesi di convenzione si era parlato nei mesi scorsi, con non poche polemiche. Il Comune aveva deciso di fare un passo indietro, in attesa che si pronunciasse il consenso civico. Intanto sul fronte della messa in sicurezza del bene è tutto letteralmente in alto mare. L'area è completamente chiusa, come noto, in seguito a quanto comunicato dall'autorità di bacino sulla pericolosità della scogliera. Al momento nessuno sa come intervenire per eliminare il rischio, mantenendo però la bellezza dei luoghi. Insomma, adesso il Comune preferirebbe perdere per non straperdere.
Legambiente Sicilia, presieduta da Gianfranco Zanna, interviene nel merito del contenzioso e della trattativa in corso tra Comune di Realmonte e proprietario privato di una parte della Scala dei Turchi. Zanna afferma: prendiamo Basiti che sabato, domani, il Consiglio Comunale di Realmonte si riunirà per decidere sull'ipotesi di una convenzione con il privato che sostiene di essere il proprietario della Scala dei Turchi. Un'eventualità come questa sarebbe davvero uno scandalo, lo ripetiamo, la Scala dei Turchi è demanio regionale. Per far chiarezza abbiamo già chiesto all'assessorato al territorio di convocare un'apposita commissione regionale per verificare le delimitazioni del demanio marittimo nella zona. Nel frattempo, pendente il procedimento giudiziario aperto al Tribunale di Agrigento, abbiamo diffidato il Comune di Realmonte, continua Zanna, a promuovere qualsiasi proposta di trattativa che preveda un riconoscimento di qualunque diritto reale o economico al privato, anche alla luce del fatto che in quel giudizio è assente la Regione siciliana, alla quale abbiamo chiesto di costituirsi già alla prossima udienza del 17 giugno, che comunque vedrà la presenza di Legambiente. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Si difende il sindaco di Tortorici ristretto ai domiciliari insieme ad altri 45 indagati. 48 sono in carcere nell'ambito dell'operazione antimafia Nebrodi sulle truffe agricole all'Unione Europea, con le accuse di concorso esterno all'associazione mafiosa dei clan tortoriciani, una serie di truffe aggravate. I dettagli nel servizio. Ultimo giorno oggi per i confronti nell'ambito dell'operazione Nebrodi tra il giudice per le indagini preliminari di Messina, Salvatore Mastroieni, e gli indagati destinatari di una misura cautelare. Ieri il giudice ha interrogato il sindaco di Tortorici, Emanuele Galati Sardo, coinvolto per fatti esterni alla sua attività di amministratore nell'inchiesta giudiziaria. Il primo cittadino è finito ai domiciliari ed è indagato nell'ambito della sua attività di operatore di un centro di assistenza agricola. Galati Sardo ha parlato per circa 2 ore nell'interrogatorio di garanzia, chiarendo la sua posizione ed evidenziando la sua estraneità alle accuse mosse dalla magistratura. I suoi legali hanno chiesto la scarcerazione e il GIP Mastroieni si è riservata la decisione sull'istanza. Attenuazione della misura cautelare che è invece già arrivata per alcuni indagati. L'operazione Nebrodi ha avuto anche ripercussioni sulla politica di Tortorici con le dimissioni dei consiglieri di minoranza e proprio sulla vicenda interviene l'amministrazione comunale di Tortorici e il gruppo di maggioranza. Le dimissioni, si evidenzia nella nota, sono state presentate al protocollo del comune dal solo capogruppo di minoranza Antonio Patraniti Mastrazzo, che ha consegnato, oltre alle dimissioni personali, anche quelle di altri consiglieri comunali non presenti all'atto del deposito al protocollo. Nulla è pervenuto invece in relazione alla posizione del consigliere Flavia Elisabetta Marino. Secondo la normativa vigente, evidenziano l'amministrazione comunale e i consiglieri di maggioranza, le uniche dimissioni valide sono quelle del capogruppo di minoranza, mentre le altre e le rinunce alla surroga sono prive di qualsiasi voglia effetto giuridico. Ribadiamo fiducia e apprezzamento, prosegue la nota, per l'operato della magistratura e delle forze dell'ordine e siamo certi che il sindaco nelle opportune sedi chiarirà la sua posizione. Valutato che i fatti contestati nel procedimento in questione non attengono alla vita politica e amministrativa di questo comune e che anche temporalmente sono anteriori alla nascita e crescita del nostro progetto politico, riteniamo, prosegue la nota, che gli stessi non incidano nello svolgimento del mandato e nella vita politica e amministrativa. È nostra volontà dare seguito al percorso amministrativo indicato agli elettori in campagna elettorale e condiviso dalla maggioranza della collettività, tutelando inoltre l'immagine della Tortorici vera, onesta e laboriosa, che apprezza e invoca l'azione giudiziaria produttiva di effetto positivo sul tessuto economico e sociale e prende le distanze dalle generalizzazioni e dalle speculazioni mediatiche. Mafia, Graviano, show al processo 'ndrangheta stragista. Il boss di Brancaccio parla a Reggio Calabria e si dice vittima di una macchinazione. I dettagli nel servizio. Giuseppe Graviano, imputato a Reggio Calabria nel processo 'ndrangheta stragista, apprendiamo dalle cronache, avrebbe dichiarato di essere un capo espiatorio. Graviano è stato considerato, lo dicono alcune sentenze, uno dei principali responsabili nei primi anni 90 della stagione di sangue che ha investito la Sicilia e tutta l'Italia. Per il procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, che ha coordinato l'inchiesta, apprendiamo dai colleghi di Repubblica, Graviano, insieme alla mamma santissima calabrese Rocco Filippone, sarebbe il mandante degli attentati contro i carabinieri, costati la morte ai brigadieri Fava e Garofalo e gravi ferite ad altri 4 militari, con cui la 'ndrangheta ha partecipato alla stagione degli attentati continentali fra il 93 e il 94.
Le accuse principali di Graviano sarebbero rivolte ai pentiti e avrebbe affermato: anche l'ordinanza è tutta sbagliata e tutte false le concordanti dichiarazioni dei collaboratori come siciliani Gaspare Spatuzza e Fabio Tranchina, come dei calabresi Nino Lo Giudice e Consolato Villani. A detta del boss ci sarebbe un'unica parte vera nell'inchiesta 'ndrangheta stragista e corrisponde alle conversazioni intercettate in carcere fra lui e il camorrista Umberto Adinolfi, compagno di ore d'aria e chiacchierate. Alcuni passaggi sembrerebbero decisivi, cioè quando parla di dichiarazioni concordate in riferimento ai pentiti. In particolare apprendiamo, sempre dai colleghi di Repubblica, avrebbe affermato: io non so cosa c'è nella mente dei collaboratori di giustizia, dice, indaghi sull'arresto di Giuseppe Graviano e scoprirà i veri mandanti, chi ha ucciso il poliziotto D'Agostino insieme alla moglie e tante altre cose. E sulle stragi, quando ero detenuto a Spoleto dal 2006 al 2007 ho incontrato una persona di Napoli, da cui ho saputo che c'erano degli imprenditori di Milano che volevano che le stragi non si fermassero. Non dice da chi lo ha saputo, ma avrebbe suggerito che dalla intercettazione con Adinolfi si capisce, ma non lo fate dire a me. Fra i pentiti, bersaglio principale di Graviano, il signor Spatuzza lo avrebbe così nominato e avrebbe messo in discussione di averlo incontrato a Roma, dove, secondo il collaboratore, sarebbe stato organizzato il fallito maxi attentato ai carabinieri allo Stadio Olimpico. Per il pentito, in quell'occasione Graviano non solo avrebbe comunicato di aver ottenuto tutto quello che cercavano grazie alle persone serie, il riferimento sarebbe a Berlusconi e Dell'Utri, ma anche che era necessario procedere in fretta con la mattanza all'Olimpico, perché i calabresi si sono già mossi, ma Graviano sembrerebbe aver evitato l'argomento. Il comune di Agrigento continua la lotta contro chi abbandona i rifiuti per strada. Stando a quanto comunicato dal municipio, negli ultimi giorni sono state accertate ben 22 violazioni per abbandono e differenziazione non corretta dei rifiuti da parte di utenze private ed attività commerciali. Le violazioni sono state accertate nelle vie Sirio, Crispi, Papaluciani, all'altezza Boschetto ex Isola di prossimità Esseneto, altezza Salita d'Amarete e poi in via Esseneto, via Regione Siciliana, via Vallicaldi, via Cannameli e via Alletto. I controlli, dice una nota, proseguono in tutto il territorio con pattuglie di vigili su auto civette di copertura e con l'ausilio di telecamere a raggi infrarossi. Al Teatro Pirandello di Agrigento in scena la vera storia dell'attore Cesare Bocci e della compagna Daniela Spada. Era il 1° aprile e lei è stata colpita da un'embolia dopo aver partorito la figlia. Vediamo. Tic tac, tic tac. Tic tac, tic tac. E il marito? Una storia tanto triste quanto vera, tanto bella quanto forte. Esce ad aprire il racconto di un grande amore che la malattia ha reso ancora più grande. Un'esperienza reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando il destino sconvolge la loro esistenza. I protagonisti del palco sono Cesare Bocci e Tiziana Foschi. Lui racconta se stesso, lei la compagna da ormai 24 anni del famoso attore Daniela Spada. Devi stare tranquilla perché tutti i valori delle analisi sono tutti saliti. Va bene, va molto bene. Solo che però tu continui a fare i capricci e non vuoi bere. E allora la flebo e non possiamo toglierla, amore mio. Si mettono a nudo svelando le loro fragilità, raccontando come possano crollare le certezze e come si possa risalire dal baratro. Ed è anche giusto perché se facciamo tutto come ci pare, no? Via, idroterapia, ipoterapia, via, mi stai sulle palle, via! In un'alternanza di situazioni dolorose, grottesche, a volte divertenti, si delinea l'immagine di una donna prigioniera di un corpo che non le obbedisce più e che lotta per riconquistare la propria vita con il suo uomo accanto. Una testimonianza diretta capace di trasmettere quella forza che spesso manca nel quotidiano. Un racconto al quale si assiste con gli occhi lucidi e la risata improvvisa, a volte amara, a volte liberatoria. Io a un certo punto ho pensato che non sarebbe stato più possibile, invece... Invece, eccoci qui. Nonostante tutto, eccoci qui.
I numeri degli iscritti per l'anno accademico in corso sono importanti, lo afferma il commissario del Consorzio Universitario Empedocle di Agrigento, che sgombera il campo dalle polemiche collegate ai numeri effettivi dell'Università Agrigentina. Ci sono stati problemi solamente in un corso di laurea, che è quello di architettura, spiega, ma la verità è semplicemente che in tanti hanno fatto l'esame di ammissione, ma solo in 4 alla fine sono riusciti a entrare e si sono iscritti, un problema che già il prossimo anno dovrebbe essere superato grazie all'eliminazione del numero programmato, anche se Di Maida non rinuncia a evidenziare come oggi il CUA sia effettivamente sotto la lente di ingrandimento delle polemiche, perché l'Università di Palermo ormai è a un passo dalla campagna elettorale per il rinnovo del rettore. Talune dinamiche, dice, si potrebbero anche spiegare così. A Porto Empedocle un incontro per la consegna dei libri editi Sellerio alle scuole, ma anche un bilancio delle iniziative svolte a Natale e nuovi progetti. Eugenio Cairone. Pioggia di finanziamenti per il comune di Porto Empedocle, ci sono dei cantieri di prossima apertura? Sì, intanto abbiamo avuto dalla Regione l'asseverazione in linea tecnica dei cantieri di lavoro per l'anno 2019, quindi a breve dovrebbero partire anche questi. Abbiamo utilizzato quest'anno la prima tranche di 100.000 euro, soldi finanziamenti direttamente statali dovuti al governo Conte. Abbiamo utilizzato per le strade, per il rifacimento del tetto della solidarietà, quindi uffici comunali, e per interventi su 2 scuole. Poi siamo riusciti a ottenere il finanziamento relativo agli accertamenti proprio dei soffitti delle scuole, perché è un problema di tutta Italia questa della sicurezza, della messa in sicurezza delle scuole. Noi abbiamo 10 scuole, abbiamo ottenuto il finanziamento per 7 scuole in tutto, 5 più 2 palestre, e quindi a brevissimo andremo l'opera su questo e poi vedremo come ottenere le incentivazioni. Ora ci è stato comunicato con decreto da parte della prefettura che abbiamo ricevuto un ulteriore finanziamento di 90.000 euro del decreto Fraccaro, per esempio, e che utilizzeremo per efficientamento energetico, per mettere in sicurezza uffici comunali e scuole sempre, ne avevamo appena ricevuto uno che abbiamo impegnato entro il 31 dicembre e efficienteremo dal punto di vista energetico la via Roma con un'illuminazione artistica e la scuola Vivaldi, che è quella maggiormente onerosa. Oggi il bilancio delle manifestazioni natalizie con dei ragazzi delle scuole. E per l'esattezza abbiamo premiato il concorso che si fa ogni anno per i presepi che vengono realizzati con materiale da riciclo. In questo caso ha vinto la terza B della scuola Pirantello con un presepe fatto di tappi, quindi di bottiglie di plastica. Mentre poi abbiamo fatto la consegna dei libri della Sellerio alla scuola media Vivaldi e alla scuola media Rizzo. E questo è stato un regalo che ha fatto alla città di Porto Empedocle l'editore Sellerio, con tutti i volumi da loro pubblicati, con i romanzi di Andrea Camilleri e con 50 volumi di altri autori. Quindi le nostre scuole medie avranno una bella biblioteca di libri di Camilleri e di altri autori. I precepi sono ancora esposti, mi pare? Alla Pirandello sì, ma ancora per poco, perché riconsegneremo alle classi i loro presepi. Adesso ci fermiamo per la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Sembra una bufala ma non lo è. In Sicilia nasce un comune e lo chiamano Misilscemi. C'è il servizio. Trapani perde 8 frazioni a sud della città. Salina Grande, Loco Grande, Marausa, Pietre Tagliate, Palma, Fontana Salsa, Guarrato e Rilievo. Il nuovo comune si chiamerà Misilscemi e sarà la 391esima municipalità della Sicilia. Gli abitanti verranno chiamati misilesi, il tutto dopo un percorso che li ha visti brillantemente superare un referendum nel 2018, riversandosi quasi in blocco ai seggi referendari. L'esecutivo musumeci ha votato favorevolmente la delibera esattamente la numero 7 di giovedì 16 gennaio scorso. Adesso Misilscemi è proprio a un passo. Manca solamente l'ok dell'Assemblea regionale siciliana, ma prima dovrà andare in prima commissione. Il nuovo comune sarà retto all'inizio da un commissario che rimarrebbe in carica fino alle elezioni e quanti impiegati presso la macchina comunale della città falcata transiterebbero alle dipendenze del nuovo ente locale.
Una vittoria frutto di decenni di impegno, ostinazione e di credo, vittoria che dovrà far riflettere soprattutto coloro in questi anni eletti in rappresentanza di quel territorio, che non hanno saputo portare a casa risultati utili a favore di quei quasi 9.000 abitanti. Trapani città perderebbe così parecchia potenzialità, ad iniziare dal numero di abitanti che si attesterebbe a quasi 58.000, come pure la territorialità dell'aeroporto Birgi Vincenzo Florio. Grande, dicevamo, in questi anni il lavoro dell'omonima associazione presieduta da Salvatore Tallarita, quasi battutosi a petto pieno, per usare un idioma siciliano, insieme ad altri, per giungere a questo risultato. Incontro alla Camera di Commercio di Palermo per parlare di lavoro, in particolare Resto al Sud, Cultura Crea, Smart e Start e nuove imprese a tasso zero. C'è il servizio. Oggi chi ha idee nuove e voglia di fare ha tutti gli strumenti per mettersi in gioco e realizzare la propria impresa, rinunciando ad abbandonare la Sicilia in cerca di lavoro. Così Mario Attinasi, presidente di Asso Impresa, commenta la 2 giorni organizzata presso la sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna dal titolo Asso Impresa e Invitalia, insieme per lo sviluppo economico della Sicilia. Tenevamo tantissimo a organizzare questo convegno con Invitalia. L'obiettivo è aiutare i giovani a trovare un'occupazione, a fare impresa. E queste misure veramente straordinarie, perché parliamo di finanziamenti che arrivano addirittura anche fino all'80% a fondo perduto, vanno in questa direzione. Bisogna bloccare, rallentare sicuramente questa emorragia di giovani che vanno fuori dal nostro paese. Se non facciamo qualcosa di importante rischiamo che questo paese diventa un paese di vecchi. Abbiamo il dovere di agire in questa direzione per i nostri giovani, ma direi anche per tutto il nostro paese. I nostri partner diventano sempre di più perché si rendono conto che Asso Impresa sul territorio è molto attiva, ma io per il convegno di oggi vorrei ringraziare la Camera di Commercio di Palermo ed Enna che ci ospita, l'Università di Palermo che ha creduto in questo convegno. Domani a partire dalle 9:30 a Casa San Filippo ad Agrigento un incontro formativo organizzato dagli ordini di ingegneri e architetti per parlare di domotica. E lunedì prossimo al Circolo Empedocleo di Agrigento alle ore 18:30 un'iniziativa organizzata dall'ECS per ricordare la Shoah. Saranno presenti diversi artisti, a condurre sarà Margherita Trupiano. Lavori di riqualificazione di via Cesare Battisti ad Agrigento, il progetto è stato rivisto, allargato e alleggerito, riguarderà altre porzioni del centro città. L'amministrazione comunale spenderà poco più di 200.000 euro, in particolare 80.000 euro serviranno per sostenere interventi su Piazzetta Purgatorio e per 1.000 metri quadrati di via Atenea, con operazioni di manutenzione della pavimentazione di oltre 1.000 metri quadrati di via, oltre che per interventi sui marciapiedi del salotto cittadino che sono in più punti danneggiati e hanno anche a volte provocato seri danni ai pedoni. Circa 95.000 euro serviranno infatti per via Cesare Battisti, che sarà completamente pavimentata e dotata di nuovi impianti di illuminazione. Adesso il calcio, le prossime sfide di eccellenza nel servizio di Carmelo Lentini. Gioca sabato il vice capolista Canicattì sul rettangolo di gioco dello stadio Lo Monaco di Partanna Montello, che se la vedrà contro l'Ostico Parmonval. Si tratta di una sfida chiave ai fini della classifica generale in una giornata dove sono previsti anche altri 2 match di grande importanza. L'Acragas riceve all'Esseneto domenica il rinnovato oratorio marineo dell'ex biancazzurro Pietro Tarantino, mentre al Giovanni Bruccoleri scende in campo contro il locale Pro Favara il capolista Dattilo. Domenica tutta da vivere, in cui chi sbaglia avvantaggerà chi vince e guadagna punti. La compagine dei Templi non registra problemi di sorta ed il tecnico Totovullo può contare sull'intera rosa a disposizione. Tra l'altro va sottolineato che l'Acragas è atteso da incontri molto difficili. Infatti dopo la gara dell'Esseneto si dovrà recare a San Cataldo contro la squadra del tecnico Catania. Poi ci sarà il derby casalingo con il Canicattì e quindi trasferta con i ragazzini della Cefalenium. La gara di domenica pomeriggio contro l'Oratorio Marineo è stata
affidata a Giuseppe Lipari di Trapani, il quale sarà collaborato da Arturo Artellini di Ragusa e Salvatore Girolamo Cucci di Trapani. Allo stadio Burculeri lo scontro pro Favara Dattilo sarà diretto da un arbitro proveniente da Savona. Si tratta di Mattia Mirri. Assistenti Antonino Alessio Di Paola di Catania e Rosario Blanco de Ciriale. Infine la gara Parmonval Canicattì, in programma sabato pomeriggio in anticipo, verrà diretta da Adam Collier di Gallarate. Assistenti Marco Giuliani e Andrea Calanni, entrambi della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto. Riprende dopo la sosta forzata per la Final Four il campionato di Serie C1 di futsal, che vede tra i protagonisti il Canicattì allenato da Jack Giardina. La formazione biancorossa si ritrova nelle posizioni di vertice, quarto posto con 31 punti, 3 in meno del Redentino, e domani sarà impegnata in trasferta contro lo Sporting Alcamo, penultima in classifica. Ma la parola d'ordine per il quintetto del presidente Vincenzo Urso è non abbassare la guardia. Nessuna distrazione ad Alcamo, commenta il tecnico Jack Giardina, per dare continuità ai risultati finora acquisiti. Dopo una partenza non proprio convincente, la mia squadra ha trovato la giusta dimensione e non ha timore reverenziale di nessuno e per nessuno. Il Canicattì ha infatti sconfitto squadre di vertice come il Bagheria e il Monreale ed è impresso una svolta al torneo. La vetta infatti dista soltanto 5 punti e ci sono 5 squadre separate da una manciata di punti. Quindi la vittoria in trasferta per quella che sarà la 16ª giornata del torneo è d'obbligo per la formazione biancorossa. Questi i giocatori convocati da mister Jack Giardina: Davide Cottone, Gabriele Daino, Giovanni Falsone, Emanuele Gallo, Gero Enardo, Gianluca Isgro, Francesco Moncada, Giuseppe Orlando, Calogero Roccaro e Benito Sirone. Dirigeranno la gara i signori David Sparacello e Massimiliano Matteo Godino, entrambi della sezione AIA di Palermo. Fischio d'inizio alle 17. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.